contro il Barcellona. Buongiorno, lo so, sono le 9, uno dovrebbe essere già sveglio, ma caffè, devo fare il caffè. E quindi ci sta sia Maximovic che Koulibaly, sia Ospina che Lobo, che macello. E io Falco è forte. Maximovic! Mamma mia, Politano sta proprio... Oh! È morto sul... Segreto della cremina, no? È facile, lo sapete. Basta che il primo sorso che esce dalla macchinetta lo mettete nello zucchero. Voi mettete prima lo zucchero qua dentro. Eccolo, Milik, no, Milik! Siamo in fiducia, per questo non ti bestemmi i morti. Questa è l'arma segreta, vedete? A cascata. E da... No, è impossibile. Porta voi, solo tu. Gesù, i due polacchi ubriachi. Forza! Ma chi è questo che sta facendo un commento che già mi sta facendo in freva? Eccolo là! No, Zelinski, Milik, ma che cazzo state facendo oggi? Concentrati! Palle facili! Cattivi, dai! Ma no, perché Politano era solo sinistro, Politano! Wow, c'avevi la porta spalancata. Vabbè, c'è dominio. Madonna santa! Madonna santissima! Vabbè, 30 minuti di dominio assoluto. Le checchette, perché siamo delle checchette. Senza offesa per le checche. No, le checche non è un'offesa, perché quando sei checca, cioè non è un'offesa per gli omosessuali. Checca è un altro discorso. Non è fuori gioco, sul tiro. Lo vogliamo controllare? Magari c'è un millimetro. Come si fa a stare sotto di un gol dopo quest'inizio? Non lo so, guarda. I fratelli cazzo proprio. I fratelli cazzo. Ma chi è sto commentatore che mi sta rompendo cazzo? All'inizio della partita, ma capito? Lecce e o Barcellona sono bravissimi, sanno soffrire, sanno fare il giro palo, sono i meglio che ci stanno. Andiamo bene. Mannaggia che la grande. Ci svegliamo. Io devo stare col sonno perché è presto al mattino a New York. Voi dovete stare svegli. È buono. Ma come cazzo si fa? Mertens subito. Lo sapevo come perdeva. Allora in un attimo, praticamente il tempo di scendere giù, che uno compra due cose da mangiare, si passa al 4-2-3-1. O sbaglio? Perché ho sentito fuori Zelinski. Io stiamo pure sbagliando. Mamma mia, come si fa a tirare così? È un ottimo giocatore. Per me Milik è un ottimo attaccante, ma le cose del centravanti, proprio il tap-in facile, proprio non ce l'ha. Non lo sa fare. Va bene, andiamo avanti. Ma Zelinski sta là, allora lo botto che è uscito. Gesù! Insigne, sei un chiacchiello così, Non pensare a fuorigioco, e sfunna la porta! E a sfunna la porta! Così no, così oggi non mi piace proprio. No, non ci credo, non ci posso credere. Non ci posso credere. Dai, facciamolo subito. Mamma mia, guarda questo come se ne va. Noi i regali li riconsegniamo. Ci danno il regalo col fiocchettino. Invece di aprirlo, no, tieni. Sto gliene frega malamente. Ha ribattuto lo cazzo. Mamma mia! Buono! Dai, rigore. Arriva l'arbitro, calcio di punizione e giallo per simulazione. Contatto tra i piedi dei due. Cioè, fatemi capire. Ma come fai a non fischiare? Ma veramente stiamo facendo? No, ma il rigore è netto, non scherziamo proprio. Io non voglio vincere così, non voglio pareggiare così. Ma non esageriamo, perché noi siamo i fratelli del cazzo. Ma non esageriamo, con le cose proprio tutto al contrario. Io sono sconvolto, però va bene così. Se a voi sta bene così, io resto sconvolto. Poi lasciamo perdere. Cioè, i popoli si capiscono, no? Perché no, io voglio capire.
Cioè il VAR ti chiama per dire... Per che cosa? Per spiegarti una barzelletta? Allora se il VAR ti ha chiamato, vuoi andare a rivederlo? No, dici no, sono convinto, l'ho visto io. Però parli 3 ore. Allora il VAR vuol dire che aveva il dubbio. Devi andare a rivederlo immediatamente, ma subito. O il VAR ti dice guarda hai sbagliato, è rigore. Oppure tu lo vai a rivedere. No, che dici no, li ascolti e poi dici no vabbè, io già capisco che se stanno dicendo, non è possibile. No voglio dai, ma non scherziamo proprio, ma per favore. Ma per favore. Un gol spettacolare del Lecce, palla vicino al palo, poi in rete 3-1, il gol di Manco. Niente, no, ma non chiamare niente più. Ma che cazzo sta succedendo? No, io vado in frego perché io devo parlare di calcio. Il Napoli merita di perdere, chiaro. Fateci perdere 3-2. Ma l'arbitraggio che sta succedendo? Non ammonire però! Non ammonire! Ammonisci Demme! Minaccia è morto. Ma è giusto perché questi sono... questo va per le statistiche. Perché se noi perdiamo 3-1, poi qualcuno dice come che vi lamentate a fare degli arbitri, tanto avete perso 3-1, al massimo perdevate 3-2. E invece no, perché vi dovete rendere conto che se il Napoli va sul 2-2 quella punizione del Lecce non arriva mai. Perché perché si sviluppa in un altro modo il gioco. Quindi vi dovete rendere conto adesso coi numeretti, idioti che stavate per scrivere questo. 3-2, se ci dai quel rigore diventa 3-3. Che non si ragiona così, perché non si arriva proprio al 3 del Lecce. Però va bene, per le statistiche. Ce l'ha tirata a Mock. 50 milioni. Vabbè, con calma, perché noi facciamo le analisi con calma, noi non facciamo lo sfogo, non facciamo queste cose qua. Una cosa è live e una cosa è il commento. Amici belli, allora con calma, mi sono calmato un attimo, perché noi non facciamo quelle cose, lo faccio live, ma non dopo. Allora, quando io faccio un po' di ritardo nel postare i video è perché io mi faccio l'editing della reazione live per rendermi conto, perché la mia memoria, per rendermi conto un po' di come è andata la partita. E quindi è facile ricostruire una situazione mentale che è scattata nei giocatori. Siamo andati in fiducia. Che cosa significa? Che abbiamo ripreso quella consapevolezza, sappiamo palleggiare, sappiamo fare dominio, sappiamo schiacciare la squadra, sappiamo rimanere alti, e poi è scattata quella presunzione, quella cosa di leziosità in avanti, senza quella cattiveria, noi non segniamo, che questa è l'unica occasione che avremo, buttiamola dentro. E questo è successo. Abbiamo avuto un dominio totale per 30 minuti, giocando bene, avendo un sacco di occasioni, anche qualche regalo da parte del Lecce, e non l'abbiamo preso, non l'abbiamo messo in porta perché ci è mancata quella cattiveria nel tiro finale, nell'ultimo passaggio. Vabbè, quindi mentalmente, nell'ambiente, nella cosa, perché anche io ero in fiducia, eravamo contenti, si stava parlando che addirittura mo il Barcellona che ha delle defezioni, dei problemi, magari li battiamo, facciamo queste cose qua, possiamo tornare in Champions, tutti l'abbiamo detto. Quindi mi prendo le mie responsabilità. Dopodiché questa squadra ha meritato di perdere per questo motivo qua, ok? La squadra merita di perdere perché se tu non entri in campo cattivo, come l'hai fatto con la Lazio e come l'hai fatto con la Juve, rischi di perdere. Con la Sampdoria hai avuto la reazione, ok? Dopo esserti seduto un pochino, la Sampdoria l'aveva rimessa in piedi, hai avuto la reazione, va bene. Però se il gioco del calcio si basa su 11 giocatori contro 11 giocatori, un pallone e un arbitro, c'è qualche cosa che non va, che non mi torna. Perché se c'è il rigore su Milik, sul 2-1 per il Lecce, che il Napoli ha meritato per leziosità dietro e in avanti di prendere due gol, ok? Mi dai il rigore che è netto, non puoi fare quelle cose. Non puoi decidere, ok, hai visto il tuffo, vuol dire che hai visto che non c'è stato il contatto. Se tu dai ammonizione a Milik, hai visto che non c'è stato il contatto. Quindi ti sei inventato una cosa. L'arbitro è umano, può sbagliare. Abbiamo inventato il VAR. L'abbiamo introdotto in Italia. Che succede? Che il VAR ti chiama e ti dice guarda, vedi bene, perché per forza. Loro hanno i replay, lo vedono e si rendono conto che il contatto c'è. Ti chiama
vedi bene, guarda che probabilmente hai fatto un errore o lo vuoi venire a rivedere, perché così avviene una conversazione di qualche minuto e tu non vai a rivederlo. Vuol dire che vuoi fare il protagonista del cazzo, vuol dire che hai paura che se andando al VAR poi devi annullare la tua decisione, che è doppiamente sbagliata, perché hai dato ammonizione e fallo contro. Vuol dire che evidentemente entri nelle statistiche degli arbitri che hanno sbagliato e che sono stati corretti dal VAR. Questo deve essere. Quindi un arbitro che decide di confermare un proprio errore senza andare a vedere così è un arbitro che deve essere radiato dall'albo degli arbitri, perché non è possibile. Non è possibile, a meno che non ti sei giocato una bolletta. Il Lecce doveva vincere e quindi hai fatto tutto per fare vincere il Lecce. Meritatamente, eh? Ti è andata anche bene che il Lecce lo ha meritato e ne ha fatto anche un terzo, con un calcio di punizione che nemmeno Mihajlovic ai tempi, però... Io sono veramente... È complicato parlare di calcio quando succedono queste cose qua, però la premessa l'abbiamo fatta, la live l'avete vista, il Napoli ha fatto dominio, ha giocato bene, non ha segnato e ha meritato di essere punito per la leziosità degli attaccanti. Poi si può parlare di formazione, si può capire perché è tornato Spina in porta, primo dubbio, perché hai messo i due nuovi, i due in rientro, Maksimovic e Koulibaly tutti e due insieme. Perché? Perché non ti fidi di Manolas Koulibaly? Perché Manolas ha bisogno di riposare dopo troppe partite consecutive? Questi sono dubbi che ci restano e che riconsegniamo a Gattuso. Io faccio il video, non ho sentito la conferenza stampa perché voglio postare il video subito. Questi sono dubbi che mettiamo sul piatto e possiamo analizzare. Magari era meglio far giocare Manolas, non lo sapremo mai. Lobotka può essere che è stato un errore, avevi delle possibilità diverse a centrocampo, può essere stato un errore, però alla fine, a fine primo tempo, Gattuso interviene sulla formazione, si mette 4-2-3-1 o 4-4-2, come volete, è più 4-2-3-1 perché Mertens svariava tantissimo tra le linee e arriva subito il gol, quindi Gattuso nei suoi probabili errori di formazione che ha fatto, poi dopo l'ha letta bene, l'ha aggiustata. Il Napoli entra in campo un pochino più cattivo perché Mertens dà l'idea di essere un po' più cattivo e un po' più deciso sulle cose che deve fare, anche perché deve battere un record. Quindi ricordiamoci sempre che ci sono motivazioni personali. Il Napoli la pareggia, poi ritorna un'altra volta in svantaggio. Mi dai quel rigore, ci rimettiamo sul pareggio e il Napoli può fare come ha fatto con la Sampdoria, che su 2-2 il Napoli ne ha fatti altre 2 e tutti a casa. E invece no. Tu non ce lo dai, cominciano falli chiamati al contrario, cartellini che volano dalla parte nostra, a loro niente, e quindi poi il Napoli va nella depressione, nella sfiducia, perché comunque rimaniamo sempre col fatto che questa è un'annata malata, è un anno che ci va tutto male, e quindi c'è pure questa consapevolezza di questo qua. È una squadra fragile. Mi dispiace, il San Paolo quasi pieno, è stata veramente una ferita grossa questa qua, che ci ributta indietro, però può essere che queste sono le mazzate che il Napoli deve prendere per poi risvoltare. Ma scusa, non parliamo di Champions più. Io, colpa mia che l'ho solo pensato. Non se ne parla più, anche perché ci sono delle politiche che non possiamo capire. Quindi al di là dei demeriti personali che il Napoli ha e che io ammetto, ci sono delle politiche che non sappiamo. Non sappiamo, non sapremo mai. Gli arbitri fanno i cazzi che vogliono loro, non parlano con la gente, non sappiamo cosa si dicono. È uno scandalo, è veramente una roba che non meritiamo. E perché io non mi gioco le bollette, secondo voi? Pur, diciamo, guardando il calcio e pensando di capire perché questo succede. Succede cose che tu magari ti eri giocato il 2-2, l'arbitro decide che no, che si è giocato Napoli un gol e quindi non lo fa. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ci vediamo alla prossima. Voi vi siete iscritti al canale, lasciate un like, lasciate una cosa. Sono depresso e solo i vostri commenti potranno farmi stare un pochino meglio. Non ce la faccio. Ho difficoltà. Politano, Lozano e Milik. Vabbè.